È stata la prima volta in cui davvero ho avuto paura di morire. Ho avuto paura di non rivedere più la mia famiglia, mia moglie e i miei figli. Ho avuto paura di non vedere più la luce del sole. L'ex presidente della regione Toto Cuffaro ha raccontato la sua esperienza di paziente Covid in un'intervista a unipa.it, il blog dell'Università di Palermo. Una guarigione che arriva dopo un ricovero in terapia intensiva per 17 giorni. Cuffaro, che ha scontato una condanna a 7 anni per aver favorito la mafia, sostiene di essere reduce da una prova ancora più dura. Il carcere in confronto è stata una passeggiata. Sono stati anni difficili, anche quelli è vero, ma in fondo sapevo che sarebbe finita. Aiutavo gli altri, stavo fisicamente bene. In ospedale, aggiunge, è stato stretto da un incubo, mi è passata tutta la vita davanti, ho visto la morte con gli occhi, ho davvero pensato di non farcela, con il casco respiravo, ma è stata una fatica. Nei momenti di lucidità, quando sentivo le voci dei medici che parlavano in sottofondo, l'unica cosa che facevo era pregare. Ho vissuto momenti difficili, ho avuto accanto tanti angeli senza volto, li vedevo intorno a me, li sentivo parlare, ma non riuscivo a scorgere i loro volti, tutti coperti dai dispositivi di protezione. Voglio ringraziarli per quello che hanno fatto per me e per tutti i malati Covid, sono degli eroi. Ed a gioire e pregare per l'ex presidente della regione siciliana, il Burundi. Lì Toto Cuffaro con la sua Onlus Aiutiamo il Burundi ha inaugurato a Maybe una chiesa cattolica che da tempo ha messo in campo progetti e iniziative per aiutare la gente del piccolo paese africano. Grazie alla Onlus è stato anche costruito un ospedale, oltre ad altre strutture destinate soprattutto ai malati e ai bambini. Dietro a me la chiesa parrocchiale di Mabai. Stanno cantando, è un canto della comunione, è domenica, terza domenica di Avvento, e durante le messe precedenti abbiamo fatto pregare la comunità per il carissimo Totò Salvatore Cuffaro, il nostro amico che si è impegnato e ha già fatto tanto per la nostra comunità. Totò, forza, siamo con te. Dai, ti abbiamo ricordato e continueremo a ricordarti. La comunità si è commossa e spera tanto nel tuo pronto recupero. Bravo, ciao Totò. Ecco, qui questi bimbi mi hanno sentito parlare italiano, mi hanno chiesto ma di che cosa stai parlando? Allora ho spiegato loro che un amico nostro che ha ripreso col Covid-19, allora ho chiesto loro se possono pregare questi bambini ai quali il caro Totò vuole bene e per i quali stava facendo tanto. Ciao Totò! Ciao Totò! Ciao!